Carissimi amici del canale YouTube Napoli è sempre bella 2, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani del mondo e naturalmente a tutti gli iscritti al canale. Carissimi amici, ho visto finalmente, dopo tanto tempo, un bel Napoli, il nostro Napoli, il Napoli che sino a qualche tempo fa eravamo abituati a vedere e soprattutto Napoli che ci faceva emozionare. In questa partita importantissima di Champions League all'Anfield in Inghilterra tra il Liverpool e il Napoli, peccato, il risultato finisce per 1-1. Peccato perché? Perché per Napoli per lunga parte dell'incontro è stato un vantaggio meritato. Quindi purtroppo poi c'è stato il pareggio del Liverpool che ci sta, perché il Liverpool è la squadra campione d'Europa, è sicuramente una delle squadre più forti del mondo e nel momento in cui si trovava il Napoli disagiato mentalmente, atleticamente, societariamente, eccetera, eccetera, questo secondo me è un ottimo risultato. Quindi Napoli bello ma naturalmente un po' matto, perché poi alla fine si è fatto recuperare questo gol di vantaggio di Mertens con un meraviglioso diagonale, come al solito veramente alla Mertens, questo calciatore che è arrivato a 117 gol con la maglia azzurra e che non finisce mai di stupirci e di emozionarci. Insomma, io in questa partita sinceramente avevo molta paura, l'ho detto anche in qualche video scorso, perché visto il Napoli degli ultimi tempi nel campionato ero convinto che con la velocità del Liverpool avremmo preso sicuramente un'imbarcata di reti all'Anfield in Inghilterra. Invece il Napoli ha fatto una bellissima partita, un'ottima partita. Ho visto un Napoli concentratissimo e quindi sono contento, molto contento di essermi sbagliato quando ho fatto la previsione che avrei previsto un'imbarcata di gol del Liverpool contro il Napoli. Dicevo, ho visto un Napoli concentrato in difesa, ho visto un Napoli concentrato al centrocampo, anche se in attacco, ma ci sta in una partita del genere, forse l'attacco è quello che ha lasciato più a desiderare, ma era chiaro che il Napoli aveva impostato la partita in modo che la cosa più necessaria prima di tutto era quella di non prendere gol e poi magari in contropiede, come poi è successo, cercare di metterla dentro per un gol importantissimo. Quindi il Napoli è riuscito proprio nel progetto di questa partita. Appena ho visto la formazione che Ancelotti ha messo in campo prima di iniziare la partita mi è piaciuta. Ho visto una formazione con il solito 4-4-2, però una formazione ben messa in campo. Si vedeva chiaramente che la prima intenzione dell'allenatore del Napoli era quella di non prendere gol, perché questa squadra negli ultimi tempi forse la sua pecca peggiore, oltre alla svogliatezza, ai casini, ai problemi societari, eccetera, eccetera, è stata per la mancanza di risultati, proprio perché il Napoli riusciva a fare l'impossibile e prendere gol anche da squadre molto più piccole del Napoli. Ma in questa partita sembra che ci sia stata una svolta, almeno me lo auguro, come se lo augurano tutti i tifosi del Napoli. Dicevo all'inizio del video peccato perché il Napoli addirittura poteva fare un unplane contro i campioni d'Europa, quindi vincere la partita di andata e anche quella di ritorno e quindi prendere 6 punti su 6. Pazienza, su 6 con i campioni di Europa ne abbiamo presi 4 di punti e questo naturalmente è segno di una squadra che esiste,
una rosa importante, e allora a questo punto viene sempre ancora a maggior ragione il sospetto: ma perché questa squadra poi a livello internazionale è una squadra così meravigliosa come lo è nei suoi undicesimi, e poi in campionato fa delle partite veramente mediocri? Beh, ultimamente è stato un po' perché i calciatori non c'erano con la testa. Speriamo che dopo questa partita si siano ricompattati e magari questo ottimo pareggio contro il Liverpool sia da auspicio per una svolta che finalmente serviva e sarà salutare per questa squadra per affrontare le prossime partite. Beh, allora a questo punto possiamo tranquillamente consolarci e sentirci agli ottavi di finale, anche se il Napoli con la partita con il Genk in casa al San Paolo deve fare la sua migliore prestazione per concludere questo girone nel migliore dei modi. Non è ancora detta l'ultima parola per quanto riguarda il primo posto del girone, perché il calcio è così, tutto può succedere, e perché no, alimentiamo le speranze anche per questo. Una cosa è certa, che il Napoli continua ad andare avanti in Champions League quest'anno, perché almeno in questa competizione noi tifosi del Napoli insomma riusciamo veramente a consolarci. Per quanto riguarda la partita, se devo dire il migliore in campo, senza dubbio il migliore in campo per il sottoscritto è stato Allan al centrocampo e Koulibaly in difesa, ma ho visto anche un grande Manolas, leggermente un po' in difficoltà Lozano, in particolare nel primo tempo, e poi il solito Mario Rui, che ultimamente, prima che si infortunasse, ci aveva abituato a delle ottime prestazioni. Anche questa di Mario Rui è stata una discreta prestazione, ma non a livelli delle altre. Sicuramente speriamo che piano piano ritrovi la forma che aveva preso e quindi potrà essere molto utile alla squadra per le prossime partite. A centrocampo ho visto un ottimo Fabian Ruiz, anche se non nella sua migliore forma, come anche Zielinski, ma però in complessivo devo dire che la squadra mi è piaciuta, è stato un Napoli bello, è stato un Napoli determinatamente concentrato, una squadra che finalmente ha lottato per il risultato e ha usato tutte le sue forze disponibili, perché contro i campioni d'Europa questo squadrone c'era poco da sognare, e invece il Napoli per quasi mezza partita e anche più ci ha fatto sognare che alla fine potevamo espugnare questo difficilissimo stadio dove tutto sembra impossibile. Il Napoli ci stava riuscendo, ecco perché mi ripeto e dico peccato, perché questa poteva essere tranquillamente una vittoria, si era messa molto bene la partita, e se il Napoli l'avrebbe vinta non avrebbe rubato assolutamente nulla. La vittoria ci avrebbe dato il primo posto nel girone e quindi chance ancora di più per gli ottavi di finale, ma è andata così. Prendiamo questo risultato non buono ma come un ottimo risultato, in particolare proprio per il momento in cui stava vivendo e sta vivendo ancora il Napoli. Per il futuro, si dice che Aurelio De Laurentiis sia disposto ad incontrare i calciatori, ad incontrare la squadra e l'allenatore, parlare, discutere per cercare di ricompattare questa squadra, perché per il campionato è ancora lunga anche per la Champions League, e il Napoli ha tutte le carte in regola per andare avanti e quindi rimediare a tutte le brutte figure e ai dispiaceri che sino a questo momento ha dato a noi tifosi. Io personalmente sulla forza della squadra non ho dubbi,
sono molto fiducioso. L'unica cosa che mi auguro è che De Laurentiis riesca veramente a rimettere questa formazione a posto, cioè a metterla a posto negli spogliatoi, con l'aiuto naturalmente e l'esperienza di mister Ancelotti. Se il Napoli riuscirà in questo, possiamo riprenderci le nostre soddisfazioni in campionato e soprattutto incominciare seriamente a sognare nei prossimi ottavi di finale. È chiaro che non sogniamo di vincere la Champions League, o meglio dire, sognare è legittimo, ma non ci illudiamo di vincere la Champions League. Però certamente possiamo fare una gran bella figura in questa importantissima competizione, perché il Napoli ha tutte le carte in regola per farlo e lo ha dimostrato in questo girone con squadre importanti e soprattutto con i campioni d'Europa, prendendo 4 punti su 6 dai campioni d'Europa. Quindi godiamoci finalmente questa bella prestazione, questa bella partita del Napoli e questo risultato più che positivo contro il Liverpool. Ripeto, speriamo che la società riesca a dialogare con questi calciatori, a mettere un po' a posto le cose, perché il Napoli ha la forza, la rosa e i calciatori giusti per poter risorgere da queste ceneri degli ultimi tempi. Quindi complimenti, finalmente dopo tante polemiche e tante critiche lo possiamo dire ad alta voce. Complimenti alla squadra per l'impegno e soprattutto per la ottima prestazione che ha sciorinato in quel di Anfield, nello stadio della fortissima campione d'Europa, il Liverpool. Cari amici, se siete d'accordo con il mio commento e soprattutto siete soddisfatti di questo pareggio del Napoli, lasciate pure un like a questo video. Se non siete iscritti al canale e vi fa piacere, iscrivetevi, tanto che vi costa. Per quanto mi riguarda, noi, se volete, ci rivediamo e risentiamo ai miei prossimi commenti, ai miei prossimi video, sempre qui sul canale YouTube e la pagina Facebook Napoli è sempre bella 2. Un abbraccio a tutti, grazie per la visione e come sempre vi dico, al di là di ogni risultato, sempre e comunque, forza Napoli, squadra e città.